Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi spiegherò come creare un server di Minecraft 1.3.2. Allora, vi metterò il link in descrizione, scaricate Minecraft Server. Ok, ora mettetelo sul desktop, eccolo qui. Dovete chiudere internet. Create una nuova cartella che io chiamerò e metteteci dentro. Ora apritelo. Ora taglio e lo farò ripartire quando avrà finito. Bene, ha finito e come potete vedere da questa scritta si capisce che ha finito, quindi potete chiuderlo. E poi aprite server con dovete aprirlo con blocco note. Ok, qui dovrete mettere le impostazioni del vostro server. Ad esempio, qui se volete il nether mettete true, se non lo volete mettete false. Qui il nome del mondo, ma lo lascio così io. Qui se volete volare nel server, eh, qui dovete mettere l'IP del vostro server. Scaricate Amaki, vi metterò il link in descrizione. Non dovrete fare altro che scaricarlo, poi apritelo. Qui ci sarà, vi chiederà di inserire il nome e dopo vi dirà il vostro IP. Qui dovete cliccare con il tasto destro del mouse e fare copia indirizzo IPv4 e incollarlo qui. Bene, poi whitelist, se volete che entrino solo quelli che volete voi, dovete mettere il loro nickname. Qui se volete fare spawnare gli animali, qui la texture pack del server, ma io non la metto. Ecco, qui dovete mettere se il vostro Minecraft è craccato, dovete mettere false. Se invece è premium, dovete mettere true. Qui se mettete game mode 0 è in survival, se mettete 1 è in creative. Qui il massimo dei giocatori, potete sempre cambiarlo. Qui se spawna i mostri, io metto false.
Qui si genera struttura, ad esempio dungeon o i villaggi dei villici. Ecco, ora potete chiudere e fare salva. Poi riaprite Minecraft server. Questa volta ci metterà di meno. Bene, come vedete è già finito. Chiudete. Poi aprite Minecraft. Aggiungete un nuovo server, lo chiamate come volete e qui mettete l'indirizzo del server. Quindi fatto, ora non sarà aperto. Comunque aprite Minecraft server. Bene, ora aggiorna. Ecco, come vedete è aperto, entrate. Come vedete funziona, anche se lagga un po'. Ed è in creative come avevo messo nelle impostazioni. Poi whitelist, qui inserite, ad esempio, se avete messo whitelist, aspettate, ok, ora c'è whitelist. È aperto, se provo ad entrare, come vedete. Quindi per essere nella whitelist dovrete inserire qui il vostro nickname. E riaprire Minecraft server. Come vedete ora potrete entrare. Ops, sono gli op, cioè gli admin. Se non siete op non potete usare i comandi. Ad esempio questi. Bene, spero che il mio video tutorial vi sia stato d'aiuto e ci vediamo al prossimo video.